Le Lucane per continuare il percorso da capolista indomita del campionato, le ospiti per dare una scossa a una classifica che non è affatto felice. Tutto questo è CMB Audace Verona, 13ª giornata della Serie A femminile. Siamo qui in diretta dal Pala Saponara di Salandra, pronti per raccontarvi l'anticipo di questo turno. CMB che arriva dalla vittoria per 10-3 in quel di Cagliari, Audace Verona che arriva dalla sconfitta contro lo Casa Falconara per 0-7 dello scorso weekend, e di certo quest'oggi si ritrova ad affrontare una sfida non affatto facile contro la capolista di questa Serie A femminile. Punteggio pieno il CMB di Mister Neri, sta continuando a gonfie vele il proprio percorso. Andiamo a leggere adesso le due distinte per il CMB di Mister Neri: Di Biase, Vanin, Tati, Butima, Ion, Renatigna, Belli, Bergamotta, Marta, Casiero, Cimarosa e Valentino, mentre invece l'Audace Verona di Mister Andrea Rossi con Verdù, Capitan Putto, Persiano, Ferrari, Barban, Zandonà, Ficeto, Masani, Maretti, Natascia, Barban, Zardini e Tosetto. Dirigono il match De Candida Molfetta, dato da Barletta al cronometro. La Forgia sempre da Molfetta. Tredicesimo turno che si può reputare quasi una palestra per entrambe le formazioni quest'oggi in campo, in quanto il prossimo weekend il CMB andrà ad affrontare la Women Roma nello scontro diretto per il primo posto, mentre invece l'Audace Verona affronterà il Montesilvano in uno scontro diretto però per la salvezza. Montesilvano ultimo a quota 1 punto, a quota 2 invece l'Audace Verona. Buona partita a tutti. Dunque si schierano i due quintetti. Tutto pronto per l'inizio di questo match. CMB alla battuta di questo primo pallone, di questo calcio d'inizio. Sarà Marta a calciare per prima e dare ufficialmente il via a CMB Audace Verona. Partiti, inizia proprio in questo istante il match. Tati, Renatigna, lascia scorrere Vanin per Tati, riesce a recuperare l'Audace Verona, poi non riesce nello scambio qui per Evelyn, dunque laterale battuto rapidamente da Renatigna. Vanin, Tati, ancora Renatigna, Vanin, Renatigna sulla destra, cerca lo spazio, adesso lo scambio, vuole ricambiare Tati, riesce a ribattere l'Audace, ma non è ancora finita, insiste il CMB, poi neutralizza Verdù che la fa sua, dunque Audace Verona che gestisce la sfera. Evelyn, battaglia adesso Renatigna che chiude la sfera laterale a favore dell'Audace Verona. Prende campo Evelyn Tosetto, non c'è spazio e opta per lo scambio. Palla adesso in avanti di Putto, ma sfera che non trova nessuna delle sue compagne, rotola fuori, si riparte dal fondo. Passato già il primo minuto qui alla Pala Saponara. Renatigna, buono spunto per Vanin, la mette sul secondo. Marta calcia, arriva a respingere Verdù. Adesso Audace Verona che tenta di ripartire in contropiede ma non ce la fa, esce Di Biase che la spazza via. Dunque si riparte con Verdù. Putto, lo scambio per Melissa Barban, poi non riesce a proseguire
ci arriva soltanto Di Biase. Tati sulla sinistra, arriva lo scambio per Vanin. Fischia l'arbitro, c'è un errore tecnico al cronometro. Dunque ripreso il signor Laforgia. Quanto pare c'è da recuperare 5 secondi, dunque si riparte subito. Vanin per vie centrali, Marta vuole fare da sponda, spinge l'Audace, insiste ancora il CMB laterale, battuto rapidamente. Tati, Renatigna, a tu per tu con Barban, non c'è spazio e si indietreggia. Tati, Vanin, scambio per Renatigna, Vanin, ancora Tati. Adesso per vie centrali la tenta qui per Renatigna, esce Verdù anticipando la numero 9 avversaria, nonché capocannoniere di questo torneo. 24 reti realizzate fino a questo momento. Battuto il laterale, Renatigna la mette in mezzo, si gira Marta, non trova il margine per calciare, lo fa Deborah Vanin, però calcio al lato. Riparte dunque Verdù, palla in avanti, respinge di testa Vanin e dunque ripristina il possesso il CMB. Renatigna si accentra, scambio sulla sinistra per Vanin, in avanti per Marta, non c'è margine, retropassaggio per Vanin, la riconquista Barban e dunque per Natasha Barban, ma Vanin rimedia in qualche modo e nuovamente palla tra i piedi delle ragazze lucane. Siamo giunti al terzo minuto del primo tempo, 0-0 il parziale qui alla Pala Saponara. Fino a questo momento nessuna azione degna di nota. Putov ricambia al mittente, Melissa Barban, serve Natasha ma riesce a riconquistare Tati. Ancora Tati, prende campo sulla destra per Vanin, in avanti per Renatigna, retropassaggio per Marta, si allarga adesso sulla banda, deve battagliare però con Putov, a terra si continua a giocare. Ancora Marta, adesso tenta di metterla in mezzo qui, Putov chiude, ci sarà calcio d'angolo. Tati alla battuta, palla nella mischia, ci prova Renatigna, era difficile coordinarsi, palla che si impenna e termina fuori. Dunque riparte l'Audace. Attenzione, Renatigna riesce a recuperare la sfera su Evelyn Tosetto e non perdona. 1-0 per il CMB. Sale dunque a quota 25 in classifica marcatori. Sbloccano le marcature dunque al Pala Saponara. Adesso prova a calciare Evelyn per vie centrali. Riesce a recuperare Di Biase. Tati gira per Vanin. Renatigna. Vanin. Ancora Renatigna. In mezzo per Marta. Si vuol girare. Tenta di girarsi ma non ce la fa, comunque retropassaggio, ancora CMB in avanti, calcia Tati, respinge Evelyn, si riparte direttamente da Di Biase. Tati, Vanin la vuol mettere di prima per Marta, riesce a intercettarla però l'Audace Verona che vuole controsterzare ma recupera il CMB. Attenzione a Marta, lo scambio per Vanin, palla in mezzo, allontana la difesa, poi riesce a riconquistare il possesso e dunque in avanti in contropiede Maretti, 2 su di lei, insiste Maretti, calcia Maretti, in 2 tempi la fa sua Di Biase e dunque Renatigna, semplice per Tati, rallenta Tati, sulla sinistra per Vanin,
Palla in mezzo, la lontana adesso Evelyn, poi costretta dal pressing di Maretti. Tati nuovamente per Di Biase, ancora Tati, Renatigna, Tati in avanti sulla banda sinistra. Marta però non ha margine qui per proseguire, termina il campo a favore dell'Audace Verona. Riparte Verdù dalla propria porta, palla in avanti però non c'è nessuna delle sue compagne, palla che arriva soltanto alla collega avversaria. Di Biase semplice per Tati, intanto entra Butima al posto di Marta. Primo cambio di Mister Neri quando siamo giunti al 6° minuto. Attenzione qui in avanti l'Audace, palla che riesce a terminare dalle parti del CMB, ma vince Evelyn. Attenzione, sbaglia poi nello scambio, non prende bene le misure per Maretti. Riparte dal laterale il CMB, entra anche Belli al posto di Deborah Vanin. Tati, Renatigna, ancora Tati, Renatigna avanza per vie centrali, lo scambio, poi il retropassaggio per Tati, prova a calciare Tati, la fa sua Barban, lo scambio per Putov, retropassaggio perché non c'è margine di manovra. Evelyn, Maretti, Putov, Barban prende campo ma deve fare i conti con Renatigna che vince la sfera. Attenzione, c'è una grande chance qui ma Butima arriva in ritardo. Applausi comunque da parte del pubblico amico per l'iniziativa. Ricordiamo il parziale 1-0. Renatigna in grado di strappare la sfera dalle grinfie di Evelyn e con gran lucidità e freddezza va a centrare la porta. Spiazzata Verdù, adesso proprio Renatigna a servire Butima. Butima, ancora Renatigna, poi c'è Belli, Tati per Butima, tenta il retropassaggio, non ci arriva Tati. Di Biase non può far nulla, la lascia scorrere fuori, ci sarà calcio d'angolo. 12:42 al termine del primo tempo, ancora tanto da giocare. Corner, Evelyn l'ha battuta, ci prova Maretti, attenzione, palla che arriva lì nell'area di rigore, poi riesce a respingere ancora Di Biase, ancora una volta calcio d'angolo. Palla in mezzo, riesce a recuperarla il CMB, adesso contropiede, attenzione a Renatigna, Renatigna perde l'attimo per servire la compagna e poi Maretti la spazza via, laterale a favore della formazione di casa, mentre entra in campo Ion al posto di Tati. E dunque tranne Di Biase e Renatigna, tre quinti nel quintetto iniziale totalmente cambiato per Mister Neri. Ci prova Butima, rasoterra che però non c'entra allo specchio della porta, potrà ripartire Verdù dal fondo. Maretti, Evelyn si gira, riesce a destreggiarsi tra le avversarie, però sono troppe, dunque Ion recupera la sfera. Butima, Ion, siamo giunti all'8° minuto, prova a calciare da lì Belli, termina sopra la traversa, rientra nel frattempo Natasha Barban al posto di Evelyn per l'Audace Verona. Palla in avanti, la ricerca di Barban, l'ultima però è proprio lei a toccare la sfera, dunque laterale a favore del CMB. Belli, Federica Belli, classe 92, autrice di ben 9 reti fino a questo momento in campionato. Tassello di grande rilevanza per Mister Neri. Attenzione qui, Butima! Beffa da Verdù, 2-0 CMB. Sara Butima, primo gol dinanzi al proprio pubblico, dinanzi ai propri tifosi
per Sara Buttima, che considerando i gol segnati in casacca del Tiki Taka sale a quota 11 e time out chiamato da mister Rossi. Dunque è terminato il primo time out di questo match chiamato da mister Andrea Rossi. Ripetiamo per chi si fosse collegato da poco: 2-0 il parziale, il CMB in vantaggio. Attenzione, c'è un contropiede di Maretti, poi arriva il gol da parte di Melissa Barban, accorcia le distanze l'Audace Verona subito dopo il time out, che a quanto pare è servito a qualcosa. Iniziativa sulla banda destra che ha colto un po' la sprovvista di Biase e compagnie. Dunque al 9° minuto il gol di Barban. Ion, Renatigna riesce a girarsi, serve Ion, di prima tenta lo scambio, palla che però viene sporcata dall'Audace Verona. Era lì Belli pronta a riceverla ma non ci è arrivata, e dunque battuto rapidamente il laterale. Renatigna si accentra, calcia e respinge Verdù in corner. Entra Valentino al posto di Renatigna. Battuto il corner, Belli tenta di ricambiare qui per Ion, palla che rimbalza su Belli e dunque laterale a favore dell'Audace Verona. Palla in avanti alla ricerca di Barban, respinge Belli, ancora laterale, poco più in avanti rispetto al precedente. Putto cerca di intercettarla, Belli, però la sfera poi va a rimbalzare dalle parti di Biase che la mette a terra, dunque possesso CMB. Valentino, Ion, Valentino, Ion ancora, Belli avanza sulla destra, prende campo Belli ma deve intervenire Putto, riesce a fermare l'avanzata laterale a favore delle Lucane, in vantaggio 2-1 qui al Palla Saponara. Ricordiamo anticipo del 13° turno del campionato di Serie A femminile 25-26. Ion, scambio per Belli, ancora Ion, prova a calciare direttamente, palla che viene allontanata, poi si ripartirà direttamente da Di Biase e rientra Marta al posto di Butima. Ion, siamo al giro di boa di questo primo tempo, come potete vedere dal cronometro, 9:40 ancora da giocare, poi sarà intervallo. In vantaggio la formazione di mister Neri, tanto verticalizzazione qui per Valentino che non va a buon fine. Occhio però perché l'ultimo tocco da parte dell'Audace Verona, secondo D'Addato, e dunque calcio d'angolo per il CMB. Palla dalle parti di Belli, Marta tenta di ricambiare ma anticipata da Evelyn, laterale a favore del CMB.
Marta calcia, palla al lato, termina lì sulla destra di Verdù. Il programma di domani vede alle ore 16 disputarsi il match tra Molfetta e Cagliari, alle 17 il calcio d'inizio di Montesilvano kick-off, alle 18 giocano Bitonto Altamura derby pugliese, Ocasa Falconara Tiki Taka e poi alle 20:45 il derby laziale tra Women Roma e Lazio. Vanin, lo scambio per Marta, ci mette il piede Barban che adesso ha margine per ripartire in solitaria in contropiede, ma deve fare i conti con Vanin che riesce a svincolare in laterale, comunque a favore dell'Audace. Palla in mezzo, respinge Di Biase, può ripartire Vanin, attenzione, prende campo, c'è margine per far male, attenzione a Valentino, calcia Valentino, 3-1, si riporta a +2 il CMB, seconda rete stagionale per Alessia Valentino. E dunque 3-1, contropiede che va a buon fine sull'asse Vanin-Valentino, arriva il 3-1 del CMB. Adesso sfera per Ion. Vanin, Marta, Vanin prova a servire qualcuno delle sue, ma c'è Puttovo che riesce a recuperarla. Adesso tenta lo scambio per Barban, non ci arriva. E dunque laterale a favore delle locali. Ion per Marta, ancora Ion. Valentino riesce a recuperare Evelyn, attenzione Barban, tu per tu col portiere, esce Di Biase, dice di no. Marta, ottimo intervento di Di Biase. Ion tentenna un po' Ion con Barban che insiste, ma alla fine conquista il laterale la calcettista in casacca celeste. Marta, Ion, ancora Marta, riesce a ricambiare, calcia Ion, si coordina bene, peccato però non è in grado di centrare l'obiettivo, palla sulla destra, ripartirà Verdù ed entra Tati, rientra al posto di Ion. Imbarazzo della scelta in panchina per mister Neri. Vanin battaglia Marta, riesce a farla sua, poi lo scambio sulla sinistra per Valentino, Puttovo chiude, però l'ultimo tocco da parte di Valentino e dunque laterale a favore dell'Audace Verona. Entra Ferrari al posto di Capitan Puttovo per l'Audace Verona adesso. Certo ha bisogno di rifiatare, ma numero 3 in campo dal primo minuto. Vanin, scambio per Valentino, non riesce poi a cercare Marta, chiude Maretti, palla fuori, laterale a favore del CMB. Entra Bergamotta al posto di Valentino adesso. Rischia un po' il CMB con il pressing dell'Audace, prova a calciare Maretti dalla distanza con potenza, però era difficile centrare la porta da lì. Ripartirà Di Biase, il tutto quando siamo giunti al 13° del primo tempo. 3-1 il parziale qui dal Palla Saponara. Vanin riesce a servire Marta, chiude l'Audace, dunque retropassaggio per Vanin, ancora Vanin, prende campo sulla banda sinistra, arriva la chiusura di Barban, laterale, sempre a favore della squadra di mister Neri. Tati, Bergamotta, ancora per Vanin, tenta
per vie centrali alla ricerca di Marta, ci arriva soltanto Verdù, che adesso può metterla lunga per Evelyn, attenzione, però troppo in avanti per la numero 77, riparte dunque il CMB. Vanin, Marta, non c'è spazio, si guarda attorno e trova Bergamotta sulla destra. Tati, non ci arriva Vanin, concesso il laterale all'Audace. Altri due cambi, rientra Putto ed entra in campo anche Viceto. Escono Evelyn e Ferrari per Mister Rossi. Palla in avanti. Bergamotta deve uscire da questa fase il CMB, riesce a riconquistarla Barban, deve battagliare con Bergamotta, ultimo tocco di Bergamotta e il direttore di gara dice che il laterale è a favore del Verona. Maretti chiude Marta e il laterale a questo giro è a favore delle locali. Intelligente Marta qui, fa valere la propria esperienza anche in queste piccole cose. Vanin, Tati sulla sinistra per Marta, ancora Tati, deve liberarsi di Viceto, riesce a servire Bergamotta, giro palla che va a finire nuovamente dalle parti di Vanin. Marta, ancora Vanin, avanza sulla destra, Vanin calcia, rasoterra che però viene respinto da Verdù, vuole uscirne il Verona. Maretti vuole calciare, la fa sua Tati, tentenna un po' sul pressing alto delle avversarie, deve uscirne il CMB, Putto ancora, interviene Di Biase. Tati, Marta prende campo, scambio sulla sinistra per Vanin, prova a calciare Vanin, palla che termina all'esterno della rete. Poi Verdù sbaglia tutto, rimessa dal fondo, questa volta a favore delle lucane. 4:39, passano velocemente i minuti di questo primo tempo. C'è un fallo, tutto ai danni di Bergamotta e calcio di punizione per il CMB, il primo di questo match. Rientra Renatigna al posto di Bergamotta. Vanin e Tati vicino alla sfera, vedremo chi calcerà tra le due, sono parlate. Vedremo cosa hanno in mente. Due in barriera con Verdù a dare istruzioni alle sue ragazze. Fischia l'arbitro. Lo scambio per Tati. Ci prova qui Vanin. In due tempi la passò a Verdù. In avanti la ricerca di Maretti. Sbaglia nel calibrare le misure. Recupera Di Biase. Renatigna per Tati. Vanin. Renatigna. Sulla sinistra per Vanin, avanza per vie centrali, calcia Vanin, gran bel gol di Vanin, 4-1 per il CMB. Quindicesima rete stagionale per Deborah Vanin, la classe 95 nazionale a disposizione di Mister Neri. Un gol tutto suo, figlio di un'incursione per vie centrali, ha superato 3 avversari e poi ha calciato superando Verdù. 4-1 CMB a 3:48 dalla fine di questo primo tempo. Maretti, Evelyn, Putto cerca di verticalizzare per Barban ma viene anticipata da Di Biase. Renatigna prende campo, sterza a sinistra, prova a calciare Bergamotta, respinge Evelyn in calcio d'angolo. Vanin prova a calciare,
palla che termina fuori. Riparte Verdù, semplice lo scambio per Maretti, tenta per Barban, rischia un po', infatti accelera Di Biase, aveva intuito i piani dell'Audace Verona, anticipa dunque Barban spazzandola via. Rientra Butima. Come vi dicevamo alla vigilia, il match di quest'oggi può essere ritenuto un riscaldamento per entrambe in vista della prossima giornata, che può essere decisiva sia per il CMB che per l'Audace Verona, soprattutto per l'Audace Verona. Attenzione intanto Renatigna, c'è margine per far male, su secondo per Butima che colpisce il palo, grande chance sprecata da Butima, ma non è ancora finita. Tati, Butima, calcia raso terra che viene respinto da Verdù, palla ancora nella zona bollente del campo, poi Tati opta per il retropassaggio, Di Biase, Butima, Tati, Renatigna, ancora Renatigna, supera Maretti, calcia Renatigna, respinge Verdù, ci sarà calcio d'angolo a favore della formazione di casa, in vantaggio 4-1 quando mancano 2:35 al duplice fischio che andrà a decretare la fine del primo tempo. Tati prova a calciare qui Renatigna, non si coordina bene, palla fuori. Dicevamo CMB che la prossima domenica andrà ad affrontare la Women Roma, seconda in classifica a sole 3 lunghezze dalla formazione di Mister Neri, dunque è un vero e proprio scontro diretto per il primo posto, diretta su Sky Sport. Sarà di certo uno dei match più attesi di questa regular season, mentre invece l'Audace Verona, che tra le mura di casa affronterà il Montesilvano, fanalino di coda, ma l'Audace Verona che si trova a quota 2 punti, Montesilvano a 1, dunque ci si gioca una gran fetta di salvezza in quell'occasione. Renatigna, lo scambio per Tati, nel frattempo rientra Belli, palla sul secondo per Renatigna, poi ci prova Belli, ancora reazione di Verdù che salva l'Audace dal 5-1, calcio d'angolo sulla sinistra a favore di Tati. Palla in mezzo, respinge ancora una volta Barban e nuovamente corner. Butima non riesce a farla sua, però palla che viene recuperata da Renatigna. Si accentra Renatigna, lo scambio poi per Tati che vuole ricambiare, anticipa però Barban che chiude il laterale. Entra Ficeto, classe 2005, tra le più giovani in distinta dell'Audace. Belli, Renatigna, ancora Belli, 1:30 ancora da giocare, poi sarà intervallo, calcia Butima e a questo giro riesce a centrare la porta. 5-1 per il CMB. Seconda rete di giornata per Sara Butima. Putov, Persiano per Putov, per il giro a palla con Ficeto che cerca Evelyn, chiusura da parte del CMB, laterale battuto rapidamente dall'Audace Verona. Palla in avanti, esce Di Biase che centra la porta avversaria, ci arriva in tranquillità Verdù, palla ancora in avanti che però viene recuperata da Tati. E dunque Belli, Tati, Renatigna,
vuol superare Evelyn, ma Belli recupera e dunque alla ricerca di Butima anticipa Puttow che chiude in laterale a favore del CMB. Renatigna, Tati, ancora Tati, CMB che si conferma il miglior attacco di questo campionato. Ci prova Renatigna, grande reazione ancora una volta da parte di Verdù, non è la prima volta che riesce a respingere dopo essere stata messa alla dura prova. Prova ancora Belli, ancora una volta Verdù. Grande reattività da parte della numero 1 a disposizione di mister Andrea Rossi. Tati, Belli, Tati, ancora Belli, Tati, Ficeto sporca, poi la riconquista Evelyn, c'è margine per un contropiede. Evelyn deve fare i conti con Butima e alla fine ultimo tocco da parte della numero 6 in casacca CMB, laterale battuto rapidamente, ultimi 5 secondi di questo primo tempo. Barban non è in grado di tenerla all'interno del consentito laterale per Renatigna. Ultimi 3 secondi. Renatigna respinge Barban e non c'è più tempo. Suona la sirena, duplice fischio. Finisce così la prima metà di gioco, 5-1 per il CMB sull'Audace Verona. Ci vediamo tra poco per raccontarvi la ripresa di questa gara
E dunque riprende subito il match qui al Pala Saponara, ripresa di CMB Audace Verona dopo il primo tempo terminato sul 5-1. Siamo pronti a raccontarvi questa seconda metà di gioco. CMB che sta vincendo senza storia. Audace Verona che comunque per qualche tratto ha dimostrato di saper tenere testa, anche in fase di pressing alto, a più ripetute. Ha messo a dura prova il CMB che comunque ha sempre risposto presente, il risultato ne testimone. In rete per la formazione di casa, 2 volte Butima, Renatigna e Vanin. Mentre invece l'unico gol segnato dall'Audace Verona messo a segno da Natasha Barban, che ha trovato il suo 6º gol in questo campionato. Renatigna, lo scambio per Vanin, cerca Marta che calcia, respinge, poi ci prova dalla distanza Tati, palla che termina sulla destra di Verdù. Palla in avanti adesso, non ci arriva nessuno, dunque si riparte col CMB. Ovviamente CMB che attacca dalla vostra destra verso sinistra in questo secondo tempo, viceversa l'Audace Verona. Renatigna, serve Tati per vie centrali, poi fa da sponda, Marta calcia Tati, si impenna sopra la traversa, conclusione che non va a buon fine. Verdù, Evelyn, Maretti in avanti, non può proseguire però, fischia l'arbitro, laterale. Vanin, Tati, la gira per Renatigna, Vanin, ancora Renatigna, Vanin, si chiude l'Audace, Tati per Marta, Vanin, ancora Marta, Vanin, Marta, possesso, giro palla incessante da parte del CMB, attenzione però Marta commette fallo ai danni di Maretti, calcio di punizione. Ci dovrebbe essere stata una smanacciata irregolare secondo il direttore di gara. Maretti cerca di sterzare dalle parti di Evelyn, anticipata però dall'intervento di Tati, avanza Marta, chiude Putto e dunque palla a favore del CMB. Tati alla battuta, sarà laterale. Vanin ci prova di prima, bolide di Vanin che però viene respinto da Verdù. Ancora una volta palla a favore del CMB, questa volta si tratta però di corner. Sempre Tati alla battuta, respinge Evelyn, poi l'allontana evitando il corner. Ancora una volta Verdù riparte rapidamente con questo laterale del CMB. Tati prova a calciare, Marta colpisce il palo, poi spazza via l'Audace. CMB che sta facendo valere tutte le proprie qualità, dimostrando la propria posizione di classifica. Ricordiamo CMB capolista, punteggio pieno di questa Serie A, che domenica prossima andrà ad affrontare la seconda in classifica, la Women Roma. 2 settimane di fuoco per la Roma, domani impegnata nel derby contro la Lazio. Attenzione qui, ci prova Marta, calcia fuori. Riepilogo del programma della giornata di domani per quanto riguarda il 13° turno. Alle ore 16 il Molfetta ospita il Cagliari, tra le mura di casa Montesilvano kick-off avrà inizio alle ore 17. Alle 18 Bitonto Altamura, così come Ocasa Falconara Titicaca. Attenzione qui, Barbon arriva a trovare il 5-2, accorcia le distanze, sempre lei, Natasha Barban, doppietta personale.
ripartenza vincente per l'Audace Verona. E dunque, quando siamo al terzo della ripresa, prima rete di questo secondo tempo, vuole reagire il CMB. Marta, Tati, fa da sponda Vanin, prova Tati, calcia al lato. Dicevamo, Bitonto Altamura alle 18, così come Casa Falconara Tihitaka, e poi, come vi dicevamo, appunto, Women Roma Lazio chiude il programma di questa 13ª giornata. Attenzione, ancora Renatigna, rasoterra che termina fuori, non c'entra lo specchio, o meglio c'è stata la chiusura da parte di Verdù e calcio d'angolo. Vanin calcia, però fischia da dato. Ci sarà calcio di punizione a favore dell'Audace Verona. Putov, Barban rischia un po', Marta recupera la sfera, Vanin, Putov, Barban adesso riesce ad avanzare, Natasha, Barban calcia, rasoterra che termina al lato dopo la chiusura di Di Biase. Battuto il corner, Putov, Maretti perde l'attimo e vince la sfera, poi Renatigna, lo scambio per Marta, palla fuori, laterale a favore del CMB. Tati, Vanin, Tati ancora, Renatigna, Tati, Vanin, Renatigna, tutta la sua classe, riesce a servire Marta svincolandosi dalle avversarie. Poi Vanin cerca sempre Renatigna, la chiusura da parte di Barban, e dunque laterale. Tati sulla sinistra per Marta, riesce per Renatigna che non è in grado di superare Verdù. Rimessa dal fondo a favore dell'Audace Verona. Siamo giunti al quinto minuto di questo secondo tempo, 5-2 il parziale. Maretti prende campo sulla destra, cerca di accentrarsi adesso ma c'è traffico e vince la sfera Vanin. Dunque riparte il CMB. Marta prova, però arriva ad allontanare l'Audace, può ripartire in contropiede, la chiusura da parte di Di Biase. Dunque corner battuto rapidamente, neutralizza il CMB, può ripartire adesso, prende campo qui Vanin, prova a calciare, la fa sua Verdù. Evelyn recupera Tati, poi Renatigna per Marta, Vanin, ancora Tati, cerca lo scambio sulla sinistra, dice di no Maretti, comunque sia laterale a favore delle Lucane. L'andata in quel di Verona terminò 9-0 per il CMB. Va a concludere Renatigna, colpisce il palo ma la sfera non entra in porta. Attenzione adesso, può ripartire Melissa Barban sulla banda, non riesce però a tenerla all'interno del rettangolo di gioco, dunque laterale battuto rapidamente dalle ragazze di Mister Neri. Marta per Tati, lo scambio sulla destra per Renatigna, Marta ancora, battaglia Belli, vince la sfera Evelyn, cerca lo scambio ma non c'è nessuna delle sue. Renatigna punta l'avversario, si accentra, Belli sulla sinistra, Belli deve superare Evelyn, ultimo tocco da parte di Marta e invece no, il laterale è a favore delle ragazze di casa. Tati sulla destra per Renatigna,
cerca e trova Belli che calcia e arriva il gol del 6-2 firmato Federica Belli. Dunque sfera per Belli che si gira, calcia, rasoterra che va a beffare lì sulla sinistra Verdù. Nel frattempo rientra Butima per Neri. Maretti, palla in avanti, vince la sfera, Belli che prova a calciare con potenza, ma Putto rovina i piani, ci sarà calcio d'angolo. Siamo al 7° di questa ripresa, dopo il gol che ha visto Barban accorciare le distanze. Arriva il 6-2, firmato Federica Belli. Ancora corner, prova ancora Belli! 7-2, ancora una volta, e il CMB si porta a +5. Lasciata lì indisturbata, non ha fatto altro che centrare la porta. Maretti vuol superare Marta, ce la fa in un primo momento, poi però non riesce a dar seguito, quanto di buono fatto. Palla che termina fuori il laterale a favore del CMB. Tati, Marta sulla sinistra per Butima, retropassaggio per Tati, vuole accentrare Belli ma deve fare i conti con Barban. Poi c'è Putto che riesce nello scambio sulla sinistra per Maretti, non prosegue Barban, palla fuori a favore di Di Biase, rientra Ion al posto di Tati. Ion sulla destra per Marta, vuol ricambiare per Ion ma deve fare i conti con Maretti, insiste Ion, alla fine la vince, c'è Butima, gestisce, scambio per Belli che calcia, palla fuori. No, non c'è stata deviazione da parte di Verdù. Dunque rimessa dal fondo ma non riesce a proseguire l'audace. Marta prova a calciare, respinge Evelyn, palla ancora nella zona pericolosa per l'audace che riesce ad uscire adesso, vuol proseguire ma non ce la fa Melissa Barban, chiude Belli, ci sarà laterale a favore del CMB e rientra Valentino al posto di Marta. Laterale a favore dell'Audace Verona all'altezza della metà campo, Maretti alla battuta. Si corregge la direzione di gara, prova intanto Evelyn ad avanzare senza successo. Subito Di Biase sulla destra per Belli. Palla in avanti senza alcun seguito. Ancora palla inconcludente, vinta da Di Biase. E dunque Butima, attenzione, Ion per Butima che manca l'appuntamento col tiro, insiste ancora una volta Valentino, respinge Maretti, c'è il laterale. 11:34 ancora da giocare, 7-2 il parziale qui dal Pala Saponara, match che sembra ormai indirizzato in senso unico. Maretti sterza tutta a sinistra, vuol proseguire ma non ce la fa Barban, se la porta fuori, e il laterale è a favore del CMB. Formazione mister Neri che continua a vincere, ricordiamo, a punteggio pieno, ben 36 punti su 36 punti disponibili fino a questo momento, miglior attacco di questo campionato. Insomma, ci sono tutte le premesse per assistere a una grande gara domenica prossima in quel di Policoro tra CMB e Women Roma, sfida al vertice
del campionato di Serie A femminile, 25-26. Audace Verona che prima di questa gara aveva collezionato un solo punto nelle ultime 5 e adesso la prossima settimana arriva una sfida decisiva contro il Montesilvano. Ci si gioca praticamente metà campionato. Montesilvano fanalino di coda a quota 1 punto, soli 2 invece quelli conquistati dall'Audace Verona. Dunque il prossimo, il 14° turno del campionato di Serie A potrebbe rivelarsi interessante su diversi fronti della classifica. Maretti aggira per Barban, Butima chiude laterale. Ion, Valentino, Bergamotta, ancora Bergamotta. Siamo al giro di boa di questo secondo tempo, 7-2 per il CMB. Valentino, Ion, Butima vuol proseguire, la vince Barban che calcia dalla distanza, colpisce l'incrocio dei pali, palla ancora in campo e c'è Ion che la mette a terra. Dunque intuizione qui per Butima. Sfera per Valentino, chiude Evelyn, non è ancora finita. Butima prova a calciare, respinge ancora una volta Evelyn. Siamo sempre lì. Poi il retropassaggio per Ion. Valentino, Ion, Butima. Butima, non c'è spazio, semplice il retropassaggio. Dunque in avanti adesso per Bergamotta, se la porta fuori però. O meglio, c'è stato l'ultimo tocco da parte di Barban, laterale, ma c'è time out chiamato da mister Rossi. Dunque è terminato il primo time out di questa ripresa, chiamato sempre da mister Rossi, così come nella prima metà di gioco. 7-2 per il CMB, quando mancano 9-16 ancora dal triplice fischio. CMB che in una classifica virtuale adesso si proietta verso quota 39 punti. Valentino, Ion tenta lo scambio, deve fare i conti con Barban, battagliano le due avversarie, il laterale è a favore di Maretti per l'Audace Verona. Putov, Evelyn in avanti, riesce per Putov, ci prova Maretti, respinge Valentino.
E sempre Putto va a battere questo laterale. Barban vuol proseguire per vie centrali, non riesce nei suoi intenti, dunque Bergamotta vince la sfera, tenta lo scambio, non ce la fa, retropassaggio. Ion, ultimo tocco da parte di Butima e dunque Audace Verona che riparte questo laterale. Attenzione a Barban che prova a calciare, si coordina bene, beffa in un certo qual modo Valentino, prova a calciare ma termina fuori. Adesso entra Cimarosa al posto di Di Biase. Neri che adesso dà spazio un po' a tutte le ragazze del proprio roster. Vanin, Butima, non c'è margine per avanzare lì sulla sinistra, dunque retropassaggio per Ion. Vanin la tiene in campo al limite, poi tenta di proseguire e conquista il corner. Dodicesimo della ripresa, 7-2, corner per il CMB, ci prova Butima, fuori misura. Maretti, palla in avanti, ci arriva Barbana tu per tu con Cimarosa, calcia fuori. Attenzione, sono lunghe le due squadre, avanza Vanin, ci prova Bergamotta che colpisce la traversa, poi palla che viene messa fuori, c'è calcio d'angolo per il CMB, grande chance per Bergamotta che colpisce il palo più alto. Controreazione dopo l'occasione di Barban che si era portata tu per tu con Cimarosa, poi l'estremo difensore di casa CMB rapida nel ripartire dal fondo, approfittando della lunghezza delle due formazioni. Incursione potenzialmente fatale, Bergamotta colpisce la traversa, nel frattempo torniamo a noi, laterale battuto da Tati, Vanin per Butima. Vanin si accentra adesso, c'è spazio, calcia Vanin, Verdù dice di no. Scusate, invece si tratta di Zardini tra i pali. Prova a calciare Vanin, fuori misura a questo giro. Putto per Barban, tenta di metterla lunga qui sulla sinistra, però non è precisa, palla fuori. Laterale a favore del CMB. Bergamotta vince la sfera Evelyn a tu per tu con Cimarosa, brava Cimarosa a respingere, non è ancora finita. Maretti, calcia Maretti, palla che viene deviata in corner da Tati. Audace che comunque si fa vedere dalle parti della porta avversaria. Sempre Evelyn va a battere questo calcio d'angolo lì sulla destra di Cimarosa. Maretti protegge poi per Zardini, costretto a cacciarla via, laterale a favore del CMB, spreca dunque questa chance l'Audace. Vanin, Bergamotta, un po' per caso si fa trovare sulla traiettoria del passaggio, se la porta con sé, non è in grado di coordinarsi, palla fuori, riparte dal fondo. Audace Verona, 6:30 ancora da giocare. 7-2 il parziale qui al Pala Saponara. Maretti, grande avanzata di Maretti se la allunga più del dovuto, brava Tati ad intervenire, dunque Cimarosa sulla destra per Vanin, c'è margine per far male, attenzione a Vanin, lo scambio sulla sinistra, calcia Bergamotta, la fa sua Evelyn e poi palla che termina fuori, laterale a favore dell'Audace Verona. Rapido susseguirsi di eventi negli ultimi secondi. Zardini in avanti, non si intende qui con Evelyn che adesso esce e cede il posto a Natasha Barban, autrice del gol del momentaneo 2-1 durante il primo tempo.
Tati, Renatigna, ancora Tati, Vanin, Butima, Vanin ancora, Tati fa leva per Renatigna, non riesce a continuare il CMB, comunque sia laterale dopo la palla messa fuori. Nel frattempo rientra Marta, esce Butima. Vanin, avanza Vanin, vuol calciare direttamente in porta, da lì non è in grado di centrare. Ancora una volta l'obiettivo, colpisce l'esterno della rete, riparte Zardini, portiere classe 2007, la più giovane tra le due distinte. Quest'oggi in campo Tati, intercetta Barban, avanza Barban, ha perso l'attimo per servire Maretti che era solo lì sulla destra, infatti il CMB adesso recupera la sfera e cerca di reagire. Attenzione Renatigna, Vanin, 8-2, Deborah Vanin ci mette anche lei la firma, doppietta anche per lei. Maretti, senza perdere ulteriore tempo, vuol proseguire sulla banda, ma la stessa Vanin protegge la sfera e neutralizza l'iniziativa. (8-2). Controllo assoluto da parte del CMB. Tati chiude qui tutto. Non riesce a far male qui il CMB, può ripartire l'Audace Verona che tenta l'avanzata sulla banda sinistra, palla che termina fuori poi a favore della formazione lucana. Rientra Evelyn per mister Rossi. 4-18 ancora da giocare. Palla alla ricerca di Marta, ma Evelyn chiude in laterale. Tati, Renatigna la gira qui per Vanin. Vanin, Barban vuol dar fastidio, non ce la fa. Attenzione qui, arriva l'autogol. Autorete e il 9-2 per il CMB. Prende il largo la formazione di mister Massimiliano Neri contro l'Audace Verona, penultima forza di questo campionato. Soli 2 punti totalizzati fino a questo momento. CMB che con queste prerogative inizia a proiettarsi al match. Attenzione, arriva il gol del 10-2, ultimo tocco da parte di Ion, un po' a caso, però sorridono, si abbracciano le compagne. Avanza con gran freddezza Renatigna che calcia verso la porta avversaria. Ion la colpisce al volto esattamente col naso, infatti si è fatta male lì. Il gol è a suo favore. Scherzano tra di loro le compagne. Marta, Tati, va in doppia cifra dunque il CMB. Secondo match in doppia cifra per la squadra di Massimiliano Neri dopo il 10-3 di Cagliari. Adesso 10-2 sull'Audace Verona, ma ci sono ancora 3 minuti da giocare, vedremo come andrà a finire. Tati, Valentino, retropassaggio, ci arriva Cimarosa, rientra Vanin, Ion che non riesce a proseguire, almeno per il momento.
Riesce Barban a recuperare la sfera, prova a calciare, ma Vanin va a interrompere la conclusione in calcio d'angolo. Maretti, attenzione, prova a calciare qui Natasha Barban, chiude Cimarosa, c'è il laterale. Palla per Melissa Barban, retropassaggio per Maretti, cerca per vie centrali, Tati intercetta, CMB che ripristina il possesso palla. Marta, Valentino, Vanin, scambio sulla sinistra per Tati, vuol proseguire Tati, guarda con un po' di scetticismo il direttore di gara, non c'è fallo, può ripartire Zardini. Barban sbaglia le misure per Evelyn, regalato il laterale alla formazione di casa. Rientra Belli al posto di Tati, 1,56, ultimi 2 minuti. Attenzione, Valentino vuole fare tutto da sola ma non ce la fa, vince la sfera Natasha Barban e dunque cerca Maretti, ci arriva comunque Melissa Barban alla ricerca di Maretti, questo giro palla fuori. Vanin, Marta, ancora Vanin, Marta, lo scambio per Belli, retropassaggio per Valentino, adesso sulla destra per Vanin. Valentino, passano i secondi, stiamo per entrare nell'ultimo minuto, attenzione qui Marta tu per tu con Zardini, Zardini però riesce a fermarla e dunque Barban in avanti, prova a calciare fuori. Siamo entrati ufficialmente nell'ultimo minuto di questo match, 10-2 per il CMB sull'Audace Verona. Belli, avanza Belli sulla sinistra, supera Maretti, tenta di metterla in mezzo, non c'è nessuna delle sue compagne. Il laterale è a favore dell'Audace Verona. Evelyn vuole uscire dal pressing di Belli e riesce a farlo, laterale. Zardini, Barban cerca lo scambio per Natasha Barban, troppo lunga la sfera, palla fuori. Cimarosa semplice dal fondo per Belli, opta per Vanin. Ultimi 20 secondi, Belli ancora. Marta, riesce il triangolo, invece no, all'ultimo Evelyn anticipa Marta, ma non si arrende Marta che riesce a riconquistare la sfera, prova a calciare Marta, conclusione fuori. Ultimi 2 secondi, ormai non c'è più tempo, pronto a festeggiare il pubblico del Pala Saponara, 10-2 del CMB, seconda gara. Seconda vittoria a doppia cifra, dopo il 10-3 di Cagliari, arriva il 10-2 contro l'Audace Verona e adesso la capolista del campionato di Serie A femminile si proietta verso il big match di domenica prossima contro la Women Roma, seconda forza di questo campionato. È tutto dal Pala Saponara di Salandra, un saluto da Cesare Spinelli